Grazie Presidente. Avanti, avanti. I militari tutti dentro, sulla vostra destra. Prepararsi nell'alza bandiera. Maggiore Salvatore Rizzo e Socio Pasquale Anico. Alza bandiera.
L'inno. L'inno. Corona a posto. La corona accompagnata dal primo graduato soldato Lucia Massata e dal Maror D in congedo Giuseppe Pantaleo. La corona. Onore Caduti.
Prima di cominciare la commemorazione dei caduti, un saluto particolare a tutti i nostri militari che operano nelle acque e terreni caldi, dalla Libia, dal Libano, adesso sono rientrati alla Porta Erika 1 dopo 6 mesi di esercitazione dell'Oceano Indiano. Per cui a tutti loro un nostro caloroso saluto e la nostra vicinanza. Grazie a loro. Commemorazione dei caduti, guerra 1915-18 e 1940-45. Prende la parola il sergente paracadutista Giuseppe Musarò. Caduti prima guerra mondiale 15-18. Fante accogli Vito Andrea Fortunato. Marinaio accogli Cosimo Fu Gaetano. Fante accogli Luigi Fu Grazio. Soldato accogli Luigi Fu Salvatore. Fante Colella Giacomo Fu Grazio. Soldato De Sena Mario Fu Salvatore. Sottotenente Martella Angelo fu Giovanni. Presente. Soldato Martella Pompilio fu Giovanni Andrea. Presente. Fante Nicocci Cesario fu Emilio. Presente. Soldato Musolò Antonio Luigi fu Giuseppe Vito. Presente. Soldato Musolò il Padre Antonio fu Cosimo. Presente. Fante Musolò Vito Paolo fu Luigi. Presente. Soldato Musolò Paolo fu Donato. Presente. Soldato Musarò Vincenzo Donato fu Salvatore. Presente. Soldato Musarò Giacomo fu Rocco. Presente. Soldato Musarò Donato fu Carmelo. Presente. Soldato Panico Grazio fu Saverio. Presente. Caporale Pantaleo Salvatore fu Vincenzo. Presente. Fante Pantaleo Salvatore fu Luigi. Presente. Soldato Pantaleo Cosimo fu Quintino. Presente. Soldato Pappaccogli Cosimo Salvatore fu Alessio. Presente. Caporal Maggiore Pellegrino Salvatore fu il Pagliovito. Presente. Alpino Pisino Michele fu Salvatore. Presente. Soldato Rizzo Grazio fu il Pagliovito. Presente. Soldato Schifano Carmine fu Francesco. Presente. Soldato Surano Giuseppe Donato fu Agostino. Presente. Soldato Surano Rocco fu Carlo. Presente. Tenente Tramacere Angelo fu il Paggio. Presente. Marinaio Urso Domenico fu Rocco. Presente. Marinaio Urso Luigi Pasquale fu Piacentino. Presente. Soldato Urso Rocco fu il Paggio. Presente. Caduti seconda guerra mondiale 40-45. Fante accogli Giosuè fu Francesco. Presente. Soldato accogli Luigi fu Donato. Presente. Marinaio accogli Rocco fu Giovanni. Presente.
Soldato Corvaglia Giuseppe Nicola fu Filippo. Fante Contaldo Andrea fu Michele. Marinaio De Paulis Vito Antonio fu Salvatore. Soldato Faghetti Oronzo fu Salvatore. Artigliere Garrapa Giuseppe fu Giorgio. Sottocapo Lillo Vitale fu Filippo. Soldato Marchetti Walter fu Cosimo. Fante Massafo Salvatore fu Filippo. Marinaio Musarò Giacomo fu Raffaele. Soldato Musarò Grazia fu Francesco Saverio. Fante Musarò Fazio Luigi fu Felice. Marinaio Martella Filippo Giacomo fu Donato. Artigliere Pantaleo Salvatore fu Filippo. Fante Pantaleo Andrea fu Carmelo. Sergente Pisino Salvatore fu Giuseppe. Fante Retucci Umberto fu Grazia. Bersagliere Rizzo Giuseppe fu Michele. Soldato ignoto. Il soldato ignoto non è che è l'ultimo in ordine. Il soldato ignoto ha 3 anni su richiesta della professione marinai sezione di Angrano. Abbiamo chiesto la residenza all'amministrazione comunale. L'amministrazione comunale è solo una delle prime d'Italia a dare la residenza al milite ignoto, che attualmente abbiamo una lapide un po' per questa risparmio. Ma prossimamente l'amministrazione gli darà un posto su cui rispecchia. La prima fila. Già è stato sfortunato non avere un nome. Grazie, soldato ignoto. Prende la parola il signor Sindaco. Tutti voi qui presenti rivolgo un cordiale saluto e un ringraziamento sincero, lo faccio a nome mio personale e dell'amministrazione comunale. Un ringraziamento mi sia consentito particolarmente rivolto ai rappresentanti delle Forze Armate, alla Polizia di Stato, alle alunne e agli alunni, agli insegnanti, ai docenti, ai parroci, Don Antonio, Don Michele, a Don Bruno e a tutte le associazioni qui presenti. Un grazie per aver accettato l'invito a partecipare ad una commemorazione e ad una celebrazione che stanno assumendo un significato particolare, poiché ancora oggi, nel 2024, il mondo è pervaso da preoccupazione, da ansia, da timore, da vera e propria paura, per il fatto che i rapporti internazionali sono purtroppo ancora caratterizzati da guerre, addirittura da aggressioni all'integrità territoriale e al principio di libera determinazione dei popoli, addirittura caratterizzati dal ritorno alla minaccia di poter usare la bomba atomica come mezzo, si pensi, da parte di coloro che minacciano, di risolvere in questo modo le controversie internazionali. Rapporti caratterizzati dalla violazione dei diritti umani nei confronti, possiamo dire, soprattutto delle donne, dei bambini, dei più deboli, nonostante da molti anni il loro riconoscimento trovi sede in trattati, dichiarazioni e accordi internazionali. Rapporti caratterizzati da veri e propri stragi di popolazioni civili, inermi, che hanno la sventura di vivere dove ci sono le guerre. Possiamo fare riferimento all'Ucraina, al Medio Oriente, allo Yemen, in molte parti dell'Africa.
Conflitti che da decenni la comunità internazionale, attraverso i propri organi, non riesce a comporre secondo il principio della convivenza. Mi sia consentito di riferirmi anche a Don Tonino, secondo il principio della convivenza e della convivialità delle differenze. Caratterizzati ancora questi rapporti dalla violazione del principio della libera circolazione delle persone, che determina il ritorno nel XXI secolo addirittura della tratta e del commercio di esseri umani, destinatari anche di ogni forma di violenza, di stupro e di degrado della dignità umana. Rapporti e situazione mondiale caratterizzati da una crescita esponenziale delle diseguaglianze, come conseguenza dell'ingiusta distribuzione della ricchezza e dello sfruttamento indiscriminato delle risorse naturali, spesso cause di conflitti e di deterioramento delle condizioni ambientali, con gli effetti sempre più preoccupanti nell'evoluzione delle dinamiche del clima in ogni angolo del pianeta. E quindi l'attuale situazione geopolitica mondiale ci pone di fronte ad una riflessione attenta e profonda sulla domanda che deve essere individuale e collettiva: se ha ancora significato, se è un valore universale il riferimento al concetto di memoria storica. E da tale riflessione ritengo discende la questione se ha ancora senso la celebrazione del 4 novembre per quanto riguarda l'Italia e più in generale le celebrazioni spesso solenni di ricorrenze in molti paesi del mondo, spesso autori anche di guerre, per ricordare le tragedie, per riferirci a quelle del XX secolo, della prima e della seconda guerra mondiale. Discende la domanda se ha ancora senso. Se ancora molti quadranti della Terra, anche in questo XXI secolo, sono immersi in conflitti, in tragedie umane e ambientali, in programmate e quotidiane violazioni dei diritti umani, nonostante quelle provocate dai due conflitti mondiali del secolo scorso. Se ha ancora significato tale celebrazioni, se hanno ancora significato, se le organizzazioni internazionali, in primis l'ONU, non riescono a promuovere le condizioni per le quali sono state costituite dopo i conflitti mondiali, prima la Società delle Nazioni, poi l'ONU, subito dopo la Seconda Guerra Mondiale. Anzi, alcuni paesi si riunirono prima che finisse la Seconda Guerra Mondiale proprio con lo scopo di creare le condizioni giuridiche e anche dei rapporti internazionali per evitare il ripetersi di ulteriori conflitti. Anzi, le organizzazioni internazionali spesso diventano esse stesse terreno di scontro, addirittura all'interno del Consiglio di sicurezza. C'è uno Stato che ha aggredito un altro Stato indipendente e sovrano. Quindi diventano esse stesse le organizzazioni internazionali terreno di scontro, di posizioni politiche che denotano che i veri obiettivi delle cosiddette grandi potenze non sono quelli per i quali tali enti sovranazionali sono nati: promuovere la pace e i diritti umani, il dialogo tra le nazioni, la lotta contro la fame e la povertà, la salvaguardia del pianeta, la desertificazione dai cambiamenti climatici, bensì sono quelli di tutelare posizioni di potere, con l'impiego della violenza politica, con la forza delle armi, con la violazione dei più elementari diritti umani e con l'oppressione di ogni forma di dissenso. Da un lato, la comunità internazionale è capace di promuovere grandi progetti come l'Agenda 2030, con l'impegno di raggiungere 17 importanti obiettivi, l'ultimo dei quali, appunto il 17°, è quello di potenziare i mezzi, c'è scritto, di cooperazione internazionale per raggiungere gli altri obiettivi. Dall'altro lato però molte realtà che siedono con posti di grande responsabilità, tutti gli organismi internazionali, sono per così dire capaci di promuovere guerre simmetriche e asimmetriche, di mandare a morire migliaia di soldati
e di provocare la morte di migliaia di civili neri, secondo la logica del dominio e della sopraffazione, del terrore, del condizionamento del consenso, della realizzazione di traffici illeciti di ogni sorta, dello sfruttamento delle risorse del pianeta, soprattutto a danno dei paesi più deboli politicamente e quindi più esposti a nuove forme di colonialismo militare ed economico. Se nel linguaggio quotidiano, se nelle cronache televisive e nei social l'opinione pubblica mondiale è immersa in riferimenti al riarmo, all'uso di nuove tecnologie militari sempre più intelligenti, alla minaccia dell'uso, come dicevamo prima, delle armi atomiche, vuol dire che l'umanità, invece di essere capace di trovare luoghi e momenti di pacificazione, si sta avvicinando sempre più pericolosamente all'idea dell'ineluttabilità della guerra come strumento di risoluzione dei conflitti, con il rischio di una globalizzazione degli stessi con conseguenze catastrofiche e molto probabilmente non più reversibili. L'Europa orientale, il Medio Oriente, sono da anni teatri di guerre e di conflitti che si sono stratificati nel vissuto quotidiano di milioni di persone, come se fosse la normalità dell'esistenza umana, concorrendo in modo determinante anche al fenomeno delle migrazioni di bambini, donne e uomini che fuggono da guerre, da fame, da povertà e da violenze di ogni genere commesse impunemente in veri e propri nuovi laghi, dove la dignità umana non trova neppure le condizioni minime di esistenza e che diventano oggetto di traffici di esseri umani, che pensavamo fossero ormai soltanto oggetto di studio del periodo storico del colonialismo. Se nel 2024 è questa la fotografia dell'umanità, nonostante gli auspici di una nuova umanità che furono espressi all'alba del XXI secolo, possiamo condividere la necessità che non soltanto in occasione del 4 novembre in Italia e nell'occasione di simili ricorrenze in altri paesi deve essere quotidiano l'impegno ad ogni livello di responsabilità per contribuire a fare in modo che si torni in ogni luogo, ad eliminare ogni forma di violenza, di guerra, di violazione, di odio, di discriminazione, di rappresaglia, di vendetta. Recita un proverbio arabo: la vendetta è come bere l'acqua di mare, non placa mai la sete. E quindi per contribuire invece a far prevalere il dialogo, la diplomazia, la speranza e la pace. Per tale motivazione oggi, come ogni anno, siamo e dobbiamo essere qui riuniti perché l'Italia, l'Europa e il mondo intero siano protagonisti di un risveglio delle coscienze, di una memoria condivisa, di ritenere pura follia continuare a regolare le relazioni tra i popoli nella logica della guerra, delle minacce nucleari, delle aggressioni alle libertà dei popoli di autodeterminarsi, delle violazioni dei diritti umani, dei diritti delle donne, cioè fino a vivere la libertà nelle sue diverse e molteplici forme, della violazione dei diritti dei bambini a vivere in un mondo di pace. Significativo, nel senso del dovere della memoria storica condivisa, è stata l'assegnazione del premio Nobel per la pace 2024 all'organizzazione giapponese Io Unità Anch'io, fondata nel 1956, un'associazione dei sopravvissuti alle bombe atomiche di Hiroshima e Nagasaki. Per i suoi sforzi, dice la motivazione dell'assegnazione del premio Nobel, nel realizzare un mondo libero da armi nucleari e per aver dimostrato attraverso le testimonianze che le armi nucleari non devono mai più essere utilizzate, ha spiegato il Presidente del Comitato che ha conferito questo premio. Il rischio è quello quindi di una guerra nucleare che potrebbe distruggere la nostra civiltà e l'allarme del Comitato per il premio Nobel. E ha sottolineato come le potenze nucleari stiano modernizzando e potenziando i loro arsenali, mentre nuovi paesi sembrano prepararsi addirittura ad acquisire armi nucleari e si stanno minacciando di usare armi nucleari nelle guerre in corso, come sentiamo spesso in televisione. Consentitemi anche questa lettura integrale. In questo momento, dice la Commissione del Premio Nobel, il Comitato della storia umana, vale la pena ricordare a noi stessi cosa sono le armi nucleari, le armi più distruttive che il mondo abbia mai visto.
E quindi nell'assegnare questo premio Nobel a questa associazione, il Comitato ha voluto onorare tutti i sopravvissuti che, nonostante la sofferenza fisica e i ricordi dolorosi, hanno scelto di usare la loro costosa esperienza per coltivare speranza e impegno per la pace. Sta quindi nella necessità di coltivare sempre la memoria storica, di promuovere il dialogo tra i popoli della terra, che possiamo e dobbiamo riconoscere e condividere il significato dell'impegno del 4 novembre, per la commemorazione dei caduti in guerra, per la festa dell'unità nazionale, per la celebrazione della giornata delle forze armate, nello spirito dell'articolo 11 della nostra Carta Costituzionale, per favorire tra le nuove generazioni la cultura del ricordo e dell'impegno continuo per la libertà e la pace. Ed è per tale motivazione quindi che ringrazio, come dicevo prima, a nome mio e dell'intera amministrazione comunale, tutti voi qui presenti per aver voluto partecipare a un dovere di riconoscenza per tutti i nostri concittadini di Andrano e di Castiglione. Tra poco ci sposteremo in Castiglione e ascolteremo i caduti in guerra della frazione di Castiglione. I nostri cari concittadini sono qui scolpite i loro nomi e cognomi, che sono stati uccisi, perché di questo si tratta. Il teatro di guerra in molte parti del mondo, lo ricordiamo quindi oggi questo loro sacrificio, possiamo chiamarlo così, con la speranza che quanto prima cessino sul pianeta tutte le guerre. Perché non è un obbligo fare la guerra, ma è un preciso impegno da parte di tutti coloro che hanno responsabilità di governo nel mondo, ma anche da parte di ognuno di noi, la promozione del dialogo, della solidarietà e della pace. E quindi per questo vi ringrazio tutti per aver partecipato a questa celebrazione. Grazie a tutti. Le ragazze delle scuole primarie, delle 2 quinte, adesso guarda. Aspetta, non le dire tutto.